Per il PD sembra un mantra racchiuso in due parole: bilancio idrico. Il partito ha presentato a Belluno un opuscolo intitolato Acqua, Energia, Autogoverno, ma risorse, necessità e possibilità stanno a monte. Il bilancio idrico regionale è sapere perfettamente la quantità d'acqua che abbiamo a disposizione e quanta ne viene utilizzata. Allora dobbiamo dire subito una cosa: la regione del Veneto è una delle pochissime regioni che non ha completato questo bilancio idrico, e perché non l'ha completato è abbastanza evidente, soprattutto sull'asta del Piave. Si consuma molto più acqua di quella che c'è, e questo è il motivo per cui in questi giorni i laghi sono sostanzialmente vuoti. E poi lei parla di una partita con una data precisa, un anno preciso, il 29. Sì, questo è il focus della nostra azione ed è un'azione fondamentale, perché stiamo parlando delle gare per le grandi concessioni idroelettriche del 2029, cioè per la prima volta viene messa a gara la produzione di energia e gli impianti esistenti, quindi per la prima volta c'è la possibilità da parte degli enti territoriali, Regione e Provincia di Belluno, di costruire una società che insieme a un socio privato possa gestire le grandi derivazioni idroelettriche. Parliamo di un volume economico enorme, circa 300 milioni di utili netto all'anno, ma soprattutto parliamo della possibilità concreta per la prima volta dopo 100 anni, e per questo l'abbiamo definita la partita del secolo, di gestire in proprio le acque bellunesi.